Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Stilata dal governo regionale la roadmap della maggioranza all'ARS per il dopo elezioni amministrative. Sul tavolo l'elezione diretta nelle province, il DDL sugli enti locali e quello sulla polizia locale. È iniziato il processo per le due maestre accusate di aver preso a schiaffi qualche anno fa un bambino di 6 anni con una disabilità emotiva. Gli episodi risalgono al 2020 e hanno avuto luogo in una scuola di Agrigento. Ieri, durante una forte tempesta, gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti a Carini, in provincia di Palermo, per salvare un cane che era stato lasciato per oltre 24 ore sotto la pioggia e senza cibo in un terreno privato. Piogge da record nel mese di maggio in Sicilia. Secondo i dati, già a metà del mese ben 46 stazioni meteorologiche su 93 hanno accumulato una quantità di acqua piovana superiore ai massimi storici. E le piogge continueranno, anche se più moderatamente, con schiarite anche nella giornata di domani in Sicilia. Dal pomeriggio, ad eccezione del litorale ionico, si avranno cieli maggiormente sereni. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.